Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il nostro amato club. Forza Napoli sempre! Il Napoli ha intensificato i suoi sforzi con il Real Madrid per assicurarsi in prestito il giovane esterno Franco Mastantuono, 18 anni, per una stagione in questa sessione di mercato estiva. L'argentino è l'ultimo obiettivo di Manna per rinforzare l'attacco napoletano. La dirigenza del Napoli sta cercando di finalizzare il prestito del giocatore argentino su richiesta diretta dell'allenatore Allegri, sebbene Florentino Perez pretenda un prestito senza diritto di riscatto per un giocatore con un contratto firmato con il Camartin fino a giugno 2031 e un valore di mercato di 45 milioni di euro. Secondo Fabrizio Romano, le trattative tra Napoli e Real Madrid sono caratterizzate dalla posizione ferma della dirigenza madrilena, che si rifiuta di includere qualsiasi opzione di riscatto. Il Real Madrid sta cercando un accordo di prestito a titolo oneroso, in cui il club italiano si farebbe carico dello stipendio dell'attaccante, 4 volte nazionale argentino, affinché possa tornare a Madrid a piena forma nell'estate del 2027. Nonostante gli sforzi del Napoli per convincere i rappresentanti del giocatore, altri club europei restano in lizza per il prestito. In Serie A, Juventus, Inter, Fiorentina e Como hanno già manifestato interesse, mentre in Premier League il Fulham sta avanzando nelle trattative mediate da Alvaro Arbeloa. Nella penisola iberica, Real Sociedad, Villarreal, Sporting CP e Benfica continuano a monitorare le richieste del club madrileno. Tuttavia, l'offerta del Napoli si distingue per la garanzia di un ruolo di primo piano nelle rotazioni di Allegri, fattore cruciale per l'approvazione definitiva del prestito da parte del Real Madrid. I consigli di amministrazione di Napoli e Real Madrid terranno degli incontri cruciali negli ultimi giorni di luglio 2026. Il Napoli vuole costruire una squadra in grado di vincere la Serie A. L'accordo finale dipenderà dall'accettazione da parte del Napoli della clausola di prestito semplice prevista nel contratto con Camartin e dalla garanzia di una percentuale minima di minuti di gioco per l'attaccante entro il 1° agosto. Secondo voi, è un buon nome per il Napoli? O no? Fatemi sapere la vostra opinione nei commenti qui sotto. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Grazie.